L'azione della Commissione europea in questo primo anno, che è quello collegato in modo specifico alla dimensione esterna, cioè alla capacità di una sua azione molto più efficace nella costruzione di una prospettiva di crescita e di benessere per le future generazioni. Grazie per la vostra attenzione. La realtà artigianale è fondamentale per il Friuli e per l'Italia. Si tratta di un mondo di imprese piccole, soprattutto familiari, numerosissimo e che fortunatamente ha saputo rinnovarsi negli anni. Molte volte, per molto tempo, si è celebrato il funerale della piccola impresa, si diceva che la piccola impresa era destinata a scomparire. Fortunatamente la piccola impresa sopravvive, è necessario quanto la grande impresa, convive con la grande impresa e ha dimostrato di sapersi rinnovare, diventare sempre più moderna e soprattutto dobbiamo insegnare ai giovani che fare l'artigiano è importante, non è un mestiere squalificante, anzi i mestieri professionali, le professioni quelle legate al mondo dell'impresa e dell'artigianato sono assolutamente necessarie per il futuro dell'Italia. C'è l'ITS ad esempio, ma molto altro, quindi una grande alleanza tra politica e artigianato perché gli artigiani sono il cuore della nostra regione e tengono vivi i nostri paesi. Oggi assieme a Pordenone abbiamo celebrato gli 80 anni di questa gloriosa associazione. La presenza del vicepresidente della Commissione europea, di 2 ministri, di parlamentari, di numerosi sindaci, di numerosi consiglieri regionali hanno reso questa giornata di tantissimi artigiani e tantissime artigiane hanno reso questa giornata molto importante. Quindi noi siamo veramente grati alle autorità per la loro presenza, ma siamo altrettanto grati ai nostri artigiani che sono venuti a festeggiare insieme questa bellissima manifestazione. Quindi concludiamo questa serata ringraziando di nuovo i partecipanti, ma ringraziando gli artigiani e i piccoli imprenditori per il loro esempio, per la dedizione in cui svolgono il loro lavoro nell'interesse della regione, dell'Italia e dell'Europa.